Buonasera, ben ritrovati. La puntata di sabato dedicata al referendum per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre. Abbiamo sentito tanti protagonisti della politica, tutte le campane vogliamo sentire per avere proprio gli elementi necessari ad andare a votare informati. Stasera abbiamo qui in studio, la ringraziamo molto, Simonetta Rubinato. Buonasera. Buonasera, onorevole, parlamentare del Partito Democratico, sindaco di Roncade per 10 anni, insomma davvero una carriera politica, devo dire, riconosciuto da tutti, proprio sempre collegata al territorio. Senta, onorevole, allora intanto un libro che racconta proprio quella che è un po' la sua storia, ma soprattutto quelli che sono i suoi obiettivi con La Spallata, il referendum sull'autonomia e il futuro del nostro Veneto, frutto di una conversazione con il giornalista Gianni Montagna. Allora, poi vedremo proprio anche dal libro quali sono gli elementi centrali di questo progetto che lei ha sostenuto da sempre, insomma, no? Sull'autonomia del Veneto. Ma partirei proprio dalla domanda classica, no? Lei dice bisogna votare sì, allora spieghiamo ai nostri telespettatori per quali motivi. Bisogna partecipare innanzitutto. Il referendum è uno strumento straordinario di democrazia diretta. La nostra Costituzione prevede il referendum abrogativo e il referendum confermativo. Gli italiani hanno conosciuti questi due strumenti quando si è trattato di abrogare qualche norma, sto pensando all'ultimo per esempio sulle trivelle per esempio, oppure confermativo o non confermativo rispetto alla riforma costituzionale che è stata votata in questa legislatura. Qui invece abbiamo di fronte un terzo strumento di referendum che non è scritto nella nostra Costituzione, è quello consultivo e che però la Corte Costituzionale, devo dire con una sentenza storica e cambiando la propria giurisprudenza, ha consegnato ai veneti. E cos'è un referendum consultivo? È un referendum in cui è dato al popolo il potere di dare nelle forme ufficiali di una elezione diretta un indirizzo politico che difficilmente, anzi è politicamente impossibile non rispettare da parte di chi governa. Quindi è vero che il giorno dopo non cambia nulla, ma c'è la volontà popolare che si esprime nel senso di, dice la Corte, avviare, influenzare o contrastare i successivi processi decisionali che si svolgono in Parlamento o nel negoziato col governo. Quindi è uno strumento potentissimo di innovazione, al punto che si può andare con un referendum, come dice anche qualche costituzionalista, oltre le regole che già ci sono, e dopo spetta ovviamente al Parlamento, chi rappresenta i cittadini, dare attuazione alla volontà popolare, però è francamente una cosa incredibile. È il primo referendum consultivo della Repubblica, sia pure coinvolge un corpo elettorale regionale, però è chiaro che dopo questa sentenza della Corte anche altre regioni, no? Potranno, quindi il Veneto fa da apripista, dopo due sentenze, 92 e 2000, che dicono no, ce n'è una che dice sì, ed evidentemente è un'apertura incredibile alla possibilità, ai veneti in modo particolare in questo caso, di provare a cambiare le cose che non funzionano. Mi pare una cosa straordinaria. Senta, ecco, lei è parlamentare di un partito, Partito Democratico, il cui segretario ha detto tempo addietro ma il Veneto non gli daremo più autonomia perché o a tutti o a nessuno, no? Come si concilia questa posizione, insomma, che riafferma il valore dello Stato centrale rispetto alla richiesta da parte sua in particolare all'interno del partito di una maggiore autonomia? Certo, è comprensibile che chi sta al centro nel governo, come dire, che sta al centro del paese, viste le tensioni, le difficoltà anche di un periodo difficile che si è vissuto, quello che soprattutto abbiamo alle nostre spalle di crisi sociale ed economica, si preoccupi di contenere spinte che potrebbero sembrare, come dire, di disgregazione. E quindi in qualche modo molti dicono ma anche le stesse autonomie speciali dovrebbero saltare perché ci sono. Io sto con quei costituzionalisti, con quei anche politici, insomma anche del recente passato come Giorgio Lago,
che pensano che invece non è che sono le autonomie speciali che devono, come dire, cedere il passo, ma che sono i poteri centrali che devono dare più spazio all'autonomia e responsabilità dei territori. Non tutte le autonomie speciali meritano l'autonomia speciale che hanno, ma l'autonomia speciale non deve essere un privilegio, deve essere la possibilità democratica data a delle comunità di autogovernarsi. È declinazione del principio di sussidiarietà in Europa. C'è un principio base dell'organizzazione dell'Unione Europea. Quello che può fare uno Stato deve farlo uno Stato, quello che non riesce a fare bene uno Stato deve farlo la Comunità Europea. Così all'interno di un paese, anche nella nostra Costituzione, c'è questo principio. Quello che può fare bene un comune lo deve fare un comune, ciò che non può bastare un comune a fare deve essere passato a un livello superiore. Cosa serve questo principio? Serve a portare il potere più vicino ai cittadini, serve a portare le decisioni a livello in cui i bisogni ci sono. Serve soprattutto, e questo è il tema grande del federalismo fiscale, a far sì che i cittadini siano davvero sovrani. Perché se, come accade nei paesi federalisti, sul serio, anche sul piano fiscale, l'autorità che mi è vicina e che ha determinate competenze ha anche il dovere e la responsabilità di chiedermi le risorse per governare quelle competenze, allora io cittadino ho il potere di giudicare, e quando ogni 5 anni vado a votare non mi trovo di fronte alla incapacità di stabilire di chi è la colpa se qualcosa non funziona. Oggi c'è lo scaricabarile tra il comune, piuttosto che la provincia, piuttosto che la regione e lo Stato, che sono poi anche in un conflitto giurisdizionale abbastanza frequente. Nei paesi federalisti, dove la spesa pubblica è più contenuta e dove le cose di regola funzionano molto meglio, perché il cittadino sa che l'autorità, come dire, più vicina si occupa delle cose che a lui, come dire, sono più vicine, certo. Sa quanto consegna delle sue tasse a questa autorità, il sindaco per esempio, e lo giudica. Invece in questo sistema per cui lo Stato raccoglie l'80% della fiscalità e poi la redistribuisce nei vari livelli di governo e lungo tutto lo stivale con forme poco trasparenti, il controllo sovrano dei cittadini per forza tende a scemare, a non esserci. Ecco, per cui il tema e la sfida vera è quella di, poi la sfida degli anni 90, quando si è poi arrivata anche a riformare la Costituzione, il titolo quinto, poi non tutto è stato perfetto, anche lì ci sarebbero delle cose che hanno dimostrato di non essere perfette, di non funzionare, ma la sfida era proprio quella della riforma dello Stato. Perché lo Stato, cioè se lo Stato funzionasse, se tutte le cose funzionassero bene, la pubblica amministrazione, non ci sarebbe il bisogno, il cittadino non sentirebbe il bisogno del cambiamento, no? Non si sentirebbe suddito, certo, ma si sentirebbe cittadino. Ecco, lei diceva uno Stato, l'ho letto nel libro, uno Stato meno invadente al nord e più efficiente al sud, no? Sì, questo è sì, per esempio i poteri sostitutivi. Sì. Uno Stato deve essere uno Stato che laddove non funziona la gestione, per esempio, della sanità da parte di una regione, tutti sapevano che la Calabria non aveva un bilancio della sanità. Lo Stato lì si deve andare a sostituire, quindi lì serve più Stato. Dove c'è criminalità organizzata, evidentemente c'è bisogno di più Stato. Ma governare è un tema, non so, penso alla scuola. Sono pochissimi i paesi europei in cui la scuola viene governata da un ministero centrale. Ma soprattutto farlo in Italia, in un paese così diverso, è ancora più paradossale. Se io voglio costruire un progetto vero di alternanza scuola-lavoro, il primo modello non a caso è nato nelle autonomie speciali di Trento e di Bolzano, se io voglio fare un modello che vesta la taglia del sistema produttivo del Veneto, non posso pensare a Roma di costruirlo che va bene per il Veneto e per la Calabria, ma perché sono due sistemi produttivi completamente diversi, non perché uno sia più bello o più bravo dell'altro, ma io se ho una taglia un po' più larga devo trovare una taglia di governance più adeguata a me e quindi costruire un modello di alternanza scuola-lavoro in Veneto significa rispondere meglio alle esigenze delle nostre imprese ma anche alle esigenze dei nostri giovani. Ecco, a volte i cittadini credo abbiano un po' l'impressione che uno cardine di questo referendum sia, oltre all'autonomia, legato alle risorse, no? Perché c'è il residuo fiscale, certo. Resterebbero più soldi del territorio. Non è un rischio che sia solo questo, perché poi le risorse, mettiamo che arrivino, poi bisogna anche gestirle bene le risorse. Non so se il Veneto siamo sicuri che qui, da questo punto di vista... La questione delle risorse non è così banale.
secondo me l'autonomia produce effetti di sviluppo anche con le stesse risorse, perché in teoria è amministrarle più vicine ai bisogni, più vicine al controllo dei cittadini e quindi gestirle anche meglio. Oggi qualche meccanismo non funziona, perché il tema è che chi chiede, cioè o meglio, chi spende non è chi chiede i soldi ai cittadini, questo è il tema. L'autonomia è stata data alle regioni, ma è stata data senza la responsabilità di chiedere le risorse attraverso la fiscalità. È qui che il sistema è saltato. Allora, il tema di quante risorse. Allora, oggi è sicuro che se il Veneto chiedesse in un negoziato alcune materie, facciamo pure l'esempio dell'istruzione o delle politiche attive del lavoro o dell'ambiente o d'altro, sicuramente ci sarebbe una quantificazione, si partirebbe da qui, delle risorse che oggi lo Stato spende in Veneto su queste materie, perché quantomeno è pacifico che sarebbero trasferite al Veneto le risorse che oggi spende lo Stato in Veneto. Il trasferimento sarebbe poi intelligente fosse fatto non come un ulteriore denari che scendono a Roma e denari che vengono restituiti sul territorio, perché qui perde il controllo il cittadino, ma che quelle risorse che oggi lo Stato spende in Veneto per quella materia vengano trasformate in un pezzetto delle tasse che pagano i cittadini, che però pagano e restano direttamente qui, chieste da chi governa la regione. Così il cittadino sa a chi vanno quei denari per fare cosa. Quindi intanto c'è un problema di responsabilità che viene chiarito e queste sono risorse che spese sul territorio in modo efficiente sicuramente possono fare già più di quel che oggi producono come effetto quando li spende lo Stato, quando ce li ritorna sul territorio. Però poi c'è anche qualcosa di più, c'è il tema che a quel punto in un negoziato tra Stato e Regione sul tavolo non vengono messe le esigenze di tutte le regioni, ma per esempio per la scuola si mette sul tavolo, nel negoziato, i numeri degli studenti del Veneto, i numeri dei docenti del Veneto, i numeri dei dirigenti scolastici del Veneto, il numero dei collaboratori scolastici. E allora emergerebbe, e perfino il Ministro delle Finanze non potrebbe negarlo, che questa regione ha pagato un prezzo, anche con la riforma Gelmini, assolutamente insostenibile. Mentre qui i ragazzi crescevano dal 2009 al 2015 di oltre 30.000 unità, quindi 30.000 studenti in più, classi in più da comporre, insegnanti, noi in realtà abbiamo avuto un taglio di 4.500 docenti per conseguire i risparmi che la riforma Gelmini chiedeva alla scuola. Quindi in alcune regioni del paese troppi insegnanti per il numero di ragazzi che c'erano, però non si possono spostare. Qui c'era bisogno degli insegnanti, quindi anche io penso non solo ai ragazzi che hanno bisogno di avere un insegnante all'altezza, ma penso anche a tanti giovani che avrebbero voglia di insegnare con grande passione. Ecco, allora a quel punto i numeri sono lì nudi e crudi e non possono non essere presi finalmente in considerazione e quindi attraverso anche una valutazione di quelli che sono i costi standard, a un certo punto la domanda è: ma con questo numero di studenti, i posti di docenti che mancano, quante sono le risorse minime che applicando un costo standard minimo riconosciuto dallo Stato dovrebbero restare in Veneto? Io sono convinta che quel numero sia superiore. Nessuno vuole negare la solidarietà nazionale, però un Veneto che può fare di più, cioè la macchina del Veneto è una macchina insomma, abbastanza potente, se gli dai la giusta benzina e la giusta guida, il tessuto economico, sociale, non solo quello produttivo ma anche quello del volontariato, è tale, ma anche penso allo stesso personale pubblico qui in Veneto, io ho conosciuto il personale del mio comune, fanno molto di più di quello che magari gli viene chiesto contrattualmente perché hanno la passione per il loro territorio. Ecco, a quel punto la macchina può correre di più, può fare di più e cresce. Crescendo e sviluppandosi di più questo territorio, ce n'è un beneficio per il Veneto ma anche per l'intero paese. Ecco, io sono convinta che la scommessa è questa e che si possa vincere. Quindi non dobbiamo chiederci il giorno dopo quanti soldi, ma è un percorso che comincia e continuerà, io credo per molti anni, perché poi l'autonomia bisogna meritarsela e quindi, come diceva lei, dopo che abbiamo portato a casa per esempio la scuola,
e dopo un po' di anni che la si governa dal Veneto, che non vuol dire fuori dallo Stato italiano, per carità, la cornice è quella, Trento mica è fuori dallo Stato italiano, però ha questa competenza primaria della scuola. E dopo si fa un bilancio. Si fa un bilancio e finalmente si vede come si è comportati, i meriti vanno a chi devono andare e le responsabilità a chi devono andare. Oggi anche per esempio il tema Mose, o il tema Pedemontana, le abbiamo chiare le responsabilità? Le abbiamo chiare? Non sono così chiare. Un domani sarebbe chiaro, finalmente, i cittadini potrebbero sanzionare o premiare con il voto. Certo. Senta, lei è avvocato civilista, insegna, quindi conosce benissimo la famiglia e la scuola. Tornando un attimo sulla scuola, c'è anche il problema qui in Veneto delle scuole paritarie, no? È quello che in qualche modo altera questa situazione. Sì, no? quello è proprio un esempio, no? È un esempio, è un simbolo di come questo Veneto ha saputo risolvere dei problemi prima che arrivasse lo Stato. No, risolvere i problemi, affrontare delle sfide prima che arrivasse lo Stato. Allora, alla fine dell'Ottocento, metà Ottocento, primi del 1900, benefattori, comunità parrocchiali, enti benefici in Veneto hanno questa straordinaria intuizione. Che io ricordo, per dire, la cultura del Veneto anche in un periodo in cui non è che ci avessimo tanti laureati, era un Veneto fatto anche di tanta gente semplice, molti che emigravano, ma dicono: noi dobbiamo fare gli asili per i poveri, per i bambini poveri, cioè farci carico dell'educazione, della prima educazione dei bambini, anche delle fasce più deboli, perché è un investimento per la comunità. Da lì partono la costruzione degli asili parrocchiali che si estendono macchia d'olio, insomma, in questo Veneto, per cui quando nel 1960-70 arriva lo Stato e dice: costruiamo le scuole materne statali, in Veneto le ha trovate praticamente fatte. E quindi lo Stato, come dire, ha risparmiato assai qui in Veneto, perché non hanno dovuto i comuni costruirle, o meglio, ce ne sono ovviamente, però la gran parte erano già costruite, non ha dovuto costruire le scuole, non ha dovuto assumere le insegnanti, sostanzialmente un risparmio considerevole. Su base nazionale sono 3 miliardi di euro che lo Stato risparmia ogni anno, non spende, perché non accoglie 600.000 bambini dai 3 ai 6 anni che trovano le scuole materne paritarie in Italia. In Veneto lo Stato realizza 1/7 di quel risparmio di 3 miliardi, perché qui abbiamo oltre 80.000 bambini, oltre 40.000 bambini trovano accoglienza nelle scuole materne statali. Ma oltre 80.000, quindi il 64% in Veneto, viene accolto dalle scuole materne paritarie, che significa che i comuni non devono mantenere quelle strutture, che significa che lo Stato non assume quelle insegnanti, che significa che lo Stato, mentre spende per un bambino della fiscalità generale oltre 5.000 euro, quasi 6.000 euro a bambino l'anno per un bambino che frequenta la scuola materna statale, per un bambino della scuola materna paritaria veneta spende 500 euro l'anno. A Trento le stesse scuole materne paritarie, proprio uguali della FISMA, associate alla Federazione Italiana Scuole Materne, ricevono dalla provincia di Trento più di 6.000 euro a bambino per erogare un servizio. Allora, qui la considerazione è che qui non è una scelta, c'è tutto il tema della libertà di scelta educativa, ma non è il caso di affrontarlo in questo momento. Qui c'è il tema che il servizio pubblico che queste famiglie trovano è questo, e questo servizio viene erogato intanto a dei costi francamente veramente molto molto bassi, perché queste scuole, non avendo un finanziamento pubblico, devono risparmiare su tutto. E dall'altro le famiglie devono pagare una retta, quindi abbiamo che nello stesso comune, io per esempio a Roncade avevo 2 scuole materne, ci sono 2 scuole materne paritarie, 2 statali, e nella statale non paghi la retta, paghi la mensa, nella materna paritaria, dove andavano il 60% dei bambini, la famiglia deve pagare una retta mensile, perché gli insegnanti va pagate, la struttura va tenuta in piedi. Ecco, io credo che qui sia proprio uno di quei temi su cui esercitare la pratica del costo standard. Io non chiedo di avere in Veneto 6.000 euro a bambino come a Trento, e neanche forse i 5.600 che spende lo Stato, però 500 francamente mi pare assolutamente insostenibile. Quindi come queste famiglie pagano le tasse come le altre,
questo è un tema da porre a quel tavolo negoziato. Devo dire la verità, qui non è per polemica, però è un tema che si poteva fare da molto tempo e molto prima, e quindi il referendum darà la spinta finalmente, però devo dire che chi ci governa su questo tema avrebbe fatto bene ad aprire un tavolo col governo molto prima ed avremo già il risultato. Ecco, lei cita spesso Giorgio Lago, che è stato un grande direttore del Gazzettino per tanti anni ed era un po' il leader insieme a Cacciari e a Beppi Cova e ad altri del movimento dei sindaci. Però ecco, da quel momento in poi si è visto che tutto questo è stato accantonato, no? Anche quando si è parlato di federalismo, riforma federale, i decreti attuativi del professor Antonini, che peraltro è stato qui, sono stati messi in un cassetto. E si poteva fare molto prima anche col 116, no? Nel senso che il 116, credo che lei poi avesse nella legge stabilità dato una svolta determinante su questo, avrebbe consentito proprio ai territori di chiedere e ottenere autonomia. Perché non è stato fatto, secondo lei? Allora, c'è stata una stagione di riforme, di cambiamento, che ha visto unirsi il centro-destra e il centro-sinistra sulla battaglia della riforma in senso federale del Paese. Poi la riforma l'ha scritta il centro-sinistra, in realtà nel 2001 l'ha approvata il centro-sinistra, con il centrodestra all'opposizione, anche se alcuni governatori, mi ricordo il governatore del Piemonte che era del centrodestra, altri, io allora ero una semplice cittadina, guardavo le cose da fuori, dicevano votatela, fatela approvare, no? Perché era quasi una svolta epocale il nuovo titolo quinto, no? Che aveva le sue imperfezioni, ma che in realtà apriva questa possibilità forte di portare il potere più vicino al controllo dei cittadini. E quindi comunque questa riforma passa e attraverso un referendum confermativo viene anche confermata dai cittadini. Quindi a quel punto si apriva la possibilità dell'attuazione. Cos'è successo però? Che le norme che passavano le competenze legislative alle regioni e anche in parte amministrative erano automaticamente, quelle legislative automaticamente applicabili. La parte fiscale, cioè l'autonomia finanziaria, che era il pezzo importante poi per dare anche responsabilità ai governatori, è stata rimandata al legislatore ordinario. E a quel punto i poteri centrali, come l'ha riconosciuto la stessa Corte dei Conti, hanno avuto una resistenza formidabile a dare attuazione a quelle norme, per cui noi abbiamo un federalismo fiscale tenue, insomma, non spinto, non competitivo, scritto nella Carta Costituzionale dal 2001, ma che non si è ancora tradotto in norme concrete. Nella pratica di tutti i giorni i nostri sindaci non l'hanno visto, i presidenti di regione, che fossero spreconi, che facessero bene, non l'hanno visto. E poi è arrivata, devo dire la verità, cominciata l'attuazione, anche lì un po' bipartisan, perché la legge sull'attuazione, la legge delega per l'attuazione del federalismo, approvata nel 2009, governo di centrodestra, però è stata anche scritta in collaborazione col centro-sinistra. Quindi anche lì nel 2009 c'è stato su questo tema, federalismo fiscale, una collaborazione tra le parti politiche in Parlamento, ma qual è stata lì la seconda coincidenza, come dire, purtroppo sfortunata? Che è arrivata la crisi economica mondiale, che ha impattato con la finanza pubblica, con i nostri conti, e quindi in momenti di crisi di finanza pubblica purtroppo la tendenza, il riflesso condizionato o la scusa che i poteri centrali assumono è quella di concentrare potere e risorse perché c'è la crisi da affrontare. In realtà i paesi federali, la struttura federale, l'hanno affrontata meglio la crisi, però la struttura federale ce l'avevano già. Noi invece siamo ancora dal vederne, la stessa legge delega ha avuto appunto i decreti attuativi, ma i decreti attuativi non sono entrati ancora in vigore. Quindi una serie di contingenze, la resistenza degli apparati centrali, che non sono solo la politica, e la crisi economica globale che ha dato la motivazione per una ricentralizzazione ancora più forte delle risorse. E poi, se posso permettermi, anche un po' di populismo, perché queste battaglie che spesso si sono sentite, no? Il tema della tassa sulla prima casa, l'ICI, l'IMU, noi dovremmo anche essere chiari con i cittadini, no? In tutto il mondo è l'imposta federale dei comuni. Oggi noi abbiamo che i comuni praticamente, gli elettori, cioè i residenti,
non dovrebbero contribuire a quelle che sono le risorse. Poi come fanno a eleggere il sindaco? No? Da sempre, io so la storia di Jesolo. A Jesolo chi è abitante, residente, vota il sindaco. Chi ha la seconda casa non lo vota e quindi si becca le tasse più alte della vita sulle case. Ecco, allora, chi ha risorse limitate deve essere, come dire, non deve essere penalizzato certo con un'imposizione sulla prima casa, che è un bene importante e prezioso per tutti, perché la prima casa è un bene indispensabile, non è un lusso, è una necessità. E quindi chi fa i sacrifici per costruirsi la casa deve essere in qualche modo, deve avere una fiscalità di favore. Però chi vota il sindaco deve anche essere colui che attraverso il pagamento di una qualche forma di fiscalità contribuisce ai servizi che il sindaco, che il comune eroga e poi lo giudica, certo non aggiungendo alle tasse che paga già quello che deve pagare il comune, ma la fiscalità, quell'80% che oggi si prende lo Stato, va distribuita. E io sono convinta che a Trento i cittadini le pagano più volentieri le tasse perché sanno anche quante ne pagano e ne restano e vengono spese sul territorio. A Roncade non gli dispiacerebbe pagare le tasse se sanno che il sindaco può fare finalmente la piazza nuova, può sistemare le strade. Quindi il tema della tassa è che è antipatica quando io non so dove vanno i miei soldi e che cosa ci si fa con i miei soldi. Ma se io vedo che pago, e pago anche abbastanza, ma mi viene ritornato in investimenti, in cantieri aperti, in servizi ai bambini, i cittadini li pagano volentieri quei denari. Senta, onorevole Rubinato, il 22 ottobre allora il voto, si spera che vada a votare il maggior numero di persone possibile, poi però anche lei dice, ovviamente non c'è il giorno dopo l'autonomia, inizia un negoziato, un lungo percorso. Siamo sicuri che poi lo Stato, che perde il pelo ma non il vizio, alla fine tenti di bloccare anche questo risultato o che comunque dica vabbè avete votato, avete detto, io però l'autonomia non ve la do, no? È un rischio questo, può succedere in qualche modo? Allora, ruba una battuta al professor Bertolissi, l'autonomia non arriva a casa come un pacco dono. E quando sono stata alla festa dell'autonomia della provincia di Trento ho sentito il presidente di Trento dire non ci sarebbe la nostra autonomia come non ci sarebbe la Repubblica se un popolo non l'avesse fortemente voluta. Allora a questo serve il referendum. Banalmente la norma è scritta, il 116, che dice puoi negoziare con lo Stato come Regione alcune materie, competenze e risorse, è scritta dal 2001, l'ha votata il centro-sinistra in Parlamento. Siamo nel 2017, io nel 2014 ho ottenuto una norma, insomma, sulla base di un mio emendamento, una norma che per facilitare, quindi dal 1° gennaio 2014, grazie a questa mia norma, lo Stato, il governo, è obbligato, quando una regione chiede, entro 60 giorni ad aprire il tavolo con il negoziato, norma che non c'era prima e che ha una conseguenza importante, non è un caso che oggi sia agibile, anche l'Emilia Romagna ha appena avviato il negoziato, perché? Perché prima non c'era un organo dello Stato responsabile, ora quella norma mia mette il governo come il soggetto responsabile e se quel soggetto non si muove nei 60 giorni, la Regione può convocare lo Stato, citarlo, davanti alla Corte Costituzionale. Quindi diciamo che si potrebbe già fare, non servirebbe il referendum. Qualcuno dice potremmo risparmiare i 14 milioni una tantum per altro. Io dico che proprio perché quello che abbiamo alle spalle ci dice che ad oggi non si è mosso nulla, c'è bisogno della spinta della volontà popolare che deve muovere sia chi sta in regione, che in tutti questi anni il negoziato non l'ha avviato, sia a Roma che ovviamente finché nessuno si muove fa orecchie da mercante. Allora il popolo deve dare questa spallata democratica. Dopodiché aggiungo una cosa però, quello che succede dopo il negoziato cos'è? È che il Parlamento deve votare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una legge che dà l'autonomia rafforzata al Veneto. Io che ho presente come funziona il Parlamento penso che qualche difficoltà ci sarà ad avere un tale numero, maggioranza assoluta dei componenti. Allora, chi mi dice che il giorno dopo non cambia nulla? Io dico che la prima cosa che cambia è che a quel punto la politica non può più, sia quella regionale che nazionale, deve fare i conti con questo tema. Finora sono stati più o meno ignorati i 33 comuni veneti che hanno votato per passare
al Friuli o al Trentino Alto Adige. Sì. Ignorati peraltro, per una parte di comuni ci sono i fondi di confine, quindi un risultato con i loro referendum. Certo. L'hanno portato a casa. Di cui si è parlato poco, no? Perché sono soldi che arrivano ai comuni che volevano passare dall'altra parte. Esatto, quindi per tacitarli, milioni, per tranquillizzarli, per stare buoni, sì, gli hanno detto vi diamo dei denari. E non sono pochi. Certo. La mia amica, che ha appena finito di fare dopo 10 anni il sindaco di Le Mans, mi ha detto che in 10 anni, lei che ha portato avanti la campagna referendaria di Le Mans, un comune di 3.000 abitanti ha portato a casa dai fondi di confini per le esigenze della sua comunità 23 milioni di euro. A Roncade non li ho mai visti, voglio dire. Ecco. Quindi intanto comunque quando il popolo si esprime un risultato c'è sempre, ma poi c'è una sfida ancora più ambiziosa. Se la partecipazione sarà corale, se i numeri saranno importanti, non ci sarà il temuto plebiscito a Zaia. Zaia, insomma, i numeri l'hanno già misurato, e diciamo che è molto popolare, ha preso anche un bel risultato alle elezioni regionali, ma i numeri che servono per andare oltre non ce la può fare Zaia da solo con il 27% degli elettori veneti aventi diritto al voto che lui comunque può convincere. Ne convincerà anche un po' di più, ma qua dobbiamo arrivare almeno all'80%. Allora, come ci dicono i costituzionalisti più avvertiti, non solo finalmente si apre il negoziato, aiutato anche dalla mia norma, non solo finalmente il Parlamento ha un tema da mettere nella sua agenda chiaro, ma anche finalmente si può pensare a ridurre il divario con le due autonomie speciali con noi confinanti. Certo. Un passaggio questo che è importante, anche se in prospettiva vogliamo pensare a una regione del nord-est. Non sarà mai che si farà una regione nord-est togliendo la specialità a chi ce l'ha, ma solo assegnandola anche a chi oggi non ce l'ha. La misura è tutta da discutere, non dobbiamo essere come Trento. Io dico che oggi il tema non è dobbiamo arrivare a Trento o a Bolzano, oggi il tema è partiamo per un percorso. Più benzina mettiamo nella macchina, più arriveremo presto e bene agli obiettivi che il Veneto si è dato, si merita, laborioso com'è. Anche perché è un'occasione unica per dire ci siamo, non siamo così dei fantasmi. Allora, milioni di persone che possono andare a far sentire la loro voce. Andiamo in poi città pochi istanti e poi torniamo di nuovo sul referendum con l'onorevole Simonetta Rubinato. A tra pochissimo.